Io sono molto arrabbiata, ma molto, perché sono trascurata, non fanno niente per noi cittadini che siamo in periferia. Via San Francesco d'Assisi, nella campagna profonda di Casier. Il municipio non è molto lontano da qui, ma a sentire i residenti la distanza sembra siderale. I pochi abitanti di questo angolo del comune, 5 famiglie in tutto, si dicono abbandonati e sono infuriati. E i motivi sono più d'uno, al punto da appuntarseli su un foglio di carta in una sorta di cahier de doléances da snocciolare al sindaco uno per uno. Pista ciclabile, acquedotto, luci, asfalto, erba nel fosso e gas. Il fossato andrebbe ripulito, altrimenti quando piove la traboccante vegetazione al suo interno non fa defluire l'acqua, che puntualmente inonda la strada. Strada a sua volta costellata di crepe e buche, bisognosa come poche altre di essere riasfaltata. Di notte e d'inverno con la nebbia, qui è il regno delle tenebre, dato che non c'è nemmeno un lampione, e l'allacciamento all'acquedotto annunciato da tempo è solo un miraggio. Un sacco di cose che non vanno bene. Siamo completamente abbandonati da tutte le amministrazioni, da 50 anni che ci abito qua. Pericoloso anche andare in paese usando la bici. Per andare in paese dobbiamo attraversare 2 strade molto importanti per poi riprendere la pista che è nell'altra via. Per non parlare poi del gas. E se poi ci passano anche con il gas, perché per far da mangiare abbiamo le bombole in casa che sono pericolose. Austerità di servizi, si direbbe, il tutto in barba alle numerose richieste rivolte al comune. E va bene che la via è intitolata al poverello d'Assisi, ma insomma non è il caso di prenderla così alla lettera. Non vogliamo nessuna priorità, vogliamo essere trattati come dei cittadini di Dosson, di Casier, nient'altro, come cittadini normali. E invece siamo del terzo mondo.